Verona. Questo è uno dei quartieri che in passato si è fatto conoscere per essere uno dei più difficili del capoluogo scaligero. Da qui, da questo quartiere, è partita l'avventura di Don Renzo Zocca e della Fondazione L'Ancora. Ve la facciamo conoscere in storia. Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tanta cronaca da seguire insieme con le notizie che sono arrivate in queste ore in redazione. Anche oggi soprattutto il piacere di poter conversare con un ospite che vi presento subito. Si tratta di Fabio Sgarabottolo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Fabio Sgarabottolo è presidente della FIDAS del Veneto. Ricordiamo innanzitutto che cos'è FIDAS, perché magari la sigla è conosciuta ma non tutti la sanno associare. Esattamente, la FIDAS è un'associazione di donatori di sangue e un insieme di associazioni presenti nel territorio veneto che si occupa della promozione del dono del sangue. Ecco, promozione del dono del sangue, è proprio quello che vogliamo fare noi oggi, perché parleremo di un'iniziativa che non è nuova, perché siamo già ad una seconda edizione baciata dal successo, devo dire, ma sì, lo scopriremo tra poco. Vogliamo dire qual è il titolo di questa iniziativa? Giusto per dare solo un flash, l'iniziativa si chiama Musica nel sangue ed è un importante progetto di arte e promozione sociale. Musica nel sangue, direi che con queste parole abbiamo già detto tutto quasi, sì. Quindi vedremo di svelare qualcosa di più nella parte conclusiva del nostro telegiornale, quindi intanto metto in stand-by Fabio Sgarabottolo per qualche minuto. E andiamo avanti intanto con le altre notizie. Un maresciallo dei carabinieri è stato coltellato in mattinata a Trieste da una persona che è stata subito arrestata dagli stessi carabinieri per tentato omicidio. Il maresciallo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni, da quando si è saputo, non sono gravi. Il ferimento è avvenuto intorno alle 12:30 sul pianerottolo di un'abitazione in pieno centro cittadino. Il maresciallo vi si era recato per ascoltare una persona nell'ambito di alcune indagini giudiziarie. Ad accoltellarlo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato il figlio di questa persona improvvisamente uscito sul pianerottolo. È tuttora in prognosi riservata all'ospedale di Padova il ragazzino dodicenne colpito alla testa a Rosara di Codevigo da 3 colpi di pistola sparati dal padre, che poi ha tentato il suicidio piantandosi in gola un tagliacarte. Le condizioni del ragazzino, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, vengono giudicate stazionarie dai sanitari. Il padre, che è anch'egli in prognosi riservata, verrà trasferito questo pomeriggio nel reparto di patologia speciale chirurgica. Il racconto dei familiari sembra avvalorare la tesi che all'origine del dramma vi sia stato il profondo stato di sconforto nel quale l'uomo era caduto dopo la morte della moglie avvenuta nel 2005 al termine di una lunga malattia. Proprio l'ultima visita alla tomba della donna potrebbe aver scatenato la follia, inducendo l'uomo a sparare al figlio all'interno del cimitero. Il giorno dopo l'uomo ha tentato di uccidersi con un tagliacarte al termine dell'interrogatorio davanti al PM svoltosi nella caserma dei Carabinieri. Fallimenti falsi ed evasioni fiscali in aumento nel 2009 a Padova sono gli aspetti più rilevanti che emergono dal bilancio di attività della Guardia di Finanza di Padova presentato oggi nella sede del Comando Provinciale. Complessivamente nel 2009 gli uomini del colonnello Ivano Maccani hanno compiuto 1445 verifiche fiscali, individuando imponibili non dichiarati e costi non deducibili per 551 milioni di euro, in aumento del 95% rispetto all'anno precedente. Quasi raddoppiata, più 93%, la somma delle violazioni all'IVA per oltre 202 milioni di euro. Si tratta per lo più, ha spiegato Maccani, di operatori nel settore dell'edilizia e del suo indotto, di agenti di commercio, commercianti di bestiame e circoli privati che hanno evitato scrupolosamente di pagare le imposte. Il bottino dell'azione di contrasto all'evasione oltre confine ammonta a oltre 33 milioni di euro, pari al 100% in più rispetto al 2008. I redditi vengono sottratti a tassazione con esterovestizioni della residenza di persone fisiche e società, triangolazioni con paesi offshore, cessioni di crediti di società controllate estere ed altre situate in stati a più bassa fiscalità. Decisamente minori invece, meno del 10% dei controlli, le irregolarità nell'emissione di scontrini fiscali nei negozi, 572 casi di violazioni su 6.662 controlli, in aumento comunque anche i casi di bancarotta fraudolenta.
4 squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate questa notte nell'opera di spegnimento di un incendio che si è sviluppato in una casa colonica disabitata di Cona, nei pressi di Cavarzere. Ignote al momento le cause del rogo che ha distrutto completamente la struttura abitativa. Di fronte alla devastante tragedia del terremoto che ha colpito il popolo haitiano, già duramente sottoposto a condizioni pesanti di miseria e di povertà estrema, non possiamo restare spettatori, ma abbiamo tutti il dovere di dare il nostro contributo. È l'appello lanciato oggi dal Vescovo di Vicenza, Monsignor Cesare Nosiglia, in relazione a quanto accaduto ad Haiti. Faccio appello alle comunità cristiane, parrocchie, istituti religiosi, associazioni e movimenti, famiglie, ma anche alle istituzioni, ai lavoratori, alle imprese, agli istituti di credito e alle associazioni professionali, ai tanti gruppi missionari del mondo cattolico e alle diverse organizzazioni e associazioni laiche, sottolinea Monsignor Nosiglia, perché si dia vita ad una catena di solidarietà per una raccolta straordinaria da tenersi in sintonia con tutte le diocesi italiane domenica 24 gennaio. Intanto è possibile donare attraverso gli SMS. Per donare 2 euro alla Croce Rossa Italiana Pro Emergenza Haiti basta inviare un SMS da numeri WIND o 3 al 48540. Il numero sarà attivo fino al 27 gennaio. Media Friends ha invece deciso di supportare l'iniziativa di Agire, l'agenzia italiana di risposta alle emergenze che raccoglie alcune tra le maggiori ONG presenti in Italia, sempre con una donazione di 2 euro inviando un SMS, questa volta al 48541 da cellulari TIM e Vodafone, oppure chiamando lo stesso numero da rete fissa Telecom Italia. I cartelloni che indicano le strade padovane Rocco o lente spopolano nelle cronache nazionali e fanno sorridere i cittadini. Una cosa è sicura, l'unicità dei tabelloni padovani attira l'attenzione, ma molti automobilisti credono che non sia efficace, come stiamo per sentire in questo servizio di Luisa Bertini. L'amore è rock e l'amicizia è rock. Sarà stato contento il molleggiato nazionale di sapere che il suo metro di giudizio, rock o lento, sia stato adottato dall'amministrazione patavina per indicare i percorsi stradali più o meno veloci. L'idea dell'assessore alla mobilità Ivo Rossi si allinea alla consolidata creatività tabellonistica a cui ha abituato i suoi cittadini. Se un anno fa avevano fatto discutere i tabelloni di Padova Est che indicavano i chilometri da percorrere per arrivare a Berlino e Pechino, il pacchetto ora si arricchisce con le vie rock, cioè quelle più veloci con viabilità più fluida, e quelle lente. Originalità che non è passata inosservata né alle cronache nazionali né ai cittadini. Non sono stati in pochi ad aver pensato che le vie rock indicassero delle tappe per raggiungere concerti a tema. Sono poco chiari e ambigui. Tu cosa hai pensato la prima volta che l'hai visto? Ci fosse qualche manifestazione. Ma la prima volta che l'hai visti cosa hai pensato? Che hanno fatto la città un bel caos. Ma pensa che siano utili questi cartelli? La prima volta ho sbagliato, tra le altre cose sono andato per la corsia non consentita. I cartelli rock non lo so perché, ma francamente per chi non è della città sicuramente viene incasinato tantissimo. Ho un altro amico che non è di Padova e mi ha chiesto cosa stessero indicando, quindi non so chi abbia progettato una cosa del genere, ma forse sarebbe da rivedere. Un esempio di rock politique locale che fa sorridere, in alcuni casi confonde i conducenti delle vetture su strada e in altri ha i suoi effetti. La speranza è che i cartelloni facciano scegliere le strade rock a più del doppio degli automobilisti, con la conseguenza voluta, ha spiegato Rossi, di decongestionare il nodo del traffico sul Borgomagno. Ancora una notizia, le organizzazioni sindacali e i vertici di Lotto Sport Italia hanno trovato oggi un'intesa di massima su un pacchetto di ammortizzatori sociali richiesti nei giorni scorsi dall'azienda a fronte della necessità di contenere i costi del lavoro per l'intero anno in corso. La proposta, che riguarda 55 lavoratori a tempo pieno equivalenti, dovrebbe essere articolata in 25-30 casi di cassa integrazione straordinaria per 12 mesi, alcuni prepensionamenti e un numero residuo di contratti di solidarietà al 20%. Il piano sarà sottoposto all'attenzione dell'Assemblea dei lavoratori martedì prossimo e nel pomeriggio dovrebbe essere ratificato in un nuovo vertice fra azienda e sindacati. Lotto Sport Italia occupa oggi circa 270 persone e ha fatto registrare nel 2009 una flessione del valore della produzione di circa il 17% rispetto ai 155 milioni dell'anno precedente.
E siamo arrivati al momento della chiacchierata con il nostro ospite, Fabio Sgarabottolo, ve lo presento nuovamente, presidente di Fidas Veneto. Abbiamo detto un'associazione che ha nel sangue il proprio motivo ispiratore, il proprio motivo solidaristico anche. Esattamente. E Fabio Sgarabottolo è qui con noi per parlarci di un'iniziativa che unisce proprio il piacere, la consapevolezza del valore della donazione a qualcosa che invece è molto più legato alla sfera artistica e creativa. Abbiamo visto nel servizio Sgarabottolo parlare di percorsi rock, percorsi lenti per quanto riguarda le strade, qui forse siamo molto più a tema parlando di lenti e di rock. Vuol dire che il linguaggio musicale è entrato nella comunicazione, nel linguaggio corrente di comunicazione, e quindi l'hanno sfruttato per tante trasmissioni, evidentemente anche per fare della comunicazione stradale, perché no, non usare la musica per una comunicazione a valore sociale. Certo, abbiamo detto che questa iniziativa all'inizio del telegiornale abbiamo detto che si chiama Musica nel sangue, e il sangue non è una parola scelta a caso, no, perché non c'è solo Fidas in questa iniziativa, in questo progetto. Questo è un progetto che vuole promuovere la donazione del sangue, la sensibilità delle persone alla donazione del sangue, la problematica della disponibilità del sangue che ci deve essere sempre per assicurare le attività mediche e chirurgiche che si svolgono negli ospedali. Per fare questo, insieme ad altre associazioni, ad Avis, abbiamo fatto questo progetto e insieme condividiamo gli sforzi per portare questo messaggio di solidarietà. Ecco, tra l'altro avrete modo di vedere nel corso di questa chiacchierata un sito che è www.musicanelsangue.it, è un sito molto importante proprio per veicolare la creatività e la musica all'interno di questa iniziativa, che non è al suo debutto, perché abbiamo detto anche che siamo alla seconda edizione, una seconda edizione baciata dal successo, perché è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli istituti, delle scuole che hanno aderito. Musica del sangue è un progetto molto articolato, molto complesso, fatto di più sottoprogetti. Uno di questi, che è quello che ci ha dato le risposte migliori in termini di partecipazione, è stato quello dell'avvicinare gli istituti scolastici e proporre loro di coinvolgere i giovani nell'organizzare dei concerti locali che poi confluiranno in una manifestazione conclusiva per parlare, per cantare anche sul tema del sangue, della donazione del sangue. Non tutte le canzoni saranno su questo tema, ci saranno cover, ci saranno altri, ma questi istituti hanno capito l'importanza di coinvolgere i giovani e parlare con i giovani del tema del sangue, e quest'anno, dopo un primo anno che ha visto 26 scuole partecipanti, abbiamo 74 scuole iscritte. Quindi veramente un numero altissimo, non solo di scuole ma soprattutto di giovani, perché le scuole sono frequentate da ragazzi e ragazzi che hanno veramente la musica nel sangue in molti casi, quindi credo che non sia stato difficile per loro entrare nel messaggio che è stato proposto da voi che avete organizzato. Assolutamente no, c'è stata grande disponibilità, devo dire anche tanto talento, perché l'anno scorso io ho visto le finali e ho visto dei gruppi, dei solisti che hanno veramente cantato in maniera splendida. Questo è stato per loro un motivo ulteriore, uno stimolo, parlare di musica, per affrontare poi in una discussione fatta all'interno delle scuole il problema e la tematica del dono del sangue. Sangue che è fondamentale per la nostra vita, vediamo anche adesso con l'emergenza ad Haiti quanto il sangue diventi un veicolo vitale di sopravvivenza per molte persone, quindi sottolineiamo ancora una volta con lo spunto di questa iniziativa che donare intanto non costa nulla, non costa assolutamente nulla, anche in termini di tempo è veramente una sciocchezza, possiamo dire. Oltretutto chi ha un lavoro dipendente, nei contratti di lavoro è prevista anche l'assenza legata alla donazione del sangue, quindi diventa veramente un imperativo morale e sociale.
Direi di sì, anche perché i dati che purtroppo ci sono arrivati da poco danno una situazione, un quadro abbastanza complesso, una situazione piuttosto seria. Abbiamo giustamente il diritto alla cura, dobbiamo fornire tutte le prestazioni sanitarie necessarie e per fare questo è necessario sempre più avere disponibilità di sangue. Nell'ultimo anno le trasfusioni sono aumentate di più del 6%, le donazioni sono aumentate solamente dell'1,5%. Questo crea uno scenario che chiede un'azione forte, importante da parte di tutti, da parte dei giovani soprattutto, ed ecco che qui c'è la ragione di questo progetto, per evitare che si arrivi a dover rinviare o posticipare degli interventi perché ci si trova di fronte alla carenza di sangue. Quindi è importante, un imperativo per tutti, anche sfruttando quelle che sono quelle leve che lei ha detto, la giornata pagata o altro, invitare tutta la gente a venire a donare il sangue. Certo, non c'è nessun motivo per dire di no. Nessuno. Ci sono solo vantaggi. Esatto, guardi. per tutti nella maniera più assoluta. Tra l'altro sangue, anche plasma, ricordiamo che ci sono diverse modalità di donazione, donazioni che possono essere fatte da donne, da uomini. C'è un limite d'età per le ultime donazioni possibili? Allora, si può donare fino all'età dei 65 anni, ma questa non è una barriera assoluta, in effetti si può anche andare un po' oltre, sempre sotto diciamo, giudizio medico, controllo medico. Ecco, tra l'altro c'è anche un altro vantaggio, se vogliamo parlare di vantaggi molto materiali: un donatore di sangue è controllatissimo dal punto di vista sanitario. Assolutamente sì, sono fatti tutta una serie di accertamenti medici sul donatore e sull'unità donata, per cui siamo assolutamente certi che il donatore è una persona che viene controllata in maniera scrupolosa. Però tutti questi vantaggi, mi permetto un'osservazione, non sono nulla rispetto alla gratificazione. Certo, il piacere della donazione. Indubbiamente un donatore vero, un donatore doc non guarda mai i vantaggi personali e si va a donare nello spirito della solidarietà più spontanea e più assoluta, così come i ragazzi cantano con questo spirito. Tra l'altro, per chi vince questo concorso musicale c'è il piacere anche di 4 giorni in sala di registrazione, quindi è veramente una gratificazione per chi ha la musica nel sangue assoluta, direi. Si può dire che in questa maniera cerchiamo di aiutare questi giovani a coronare un sogno. Chi ha la passione della musica nel sangue sicuramente aspira a poterla comunicare, a poterlo fare. Quale occasione migliore di un premio di questo genere, che porta il ragazzo per 4 giorni in una sala di registrazione anche vicina, quindi non dovrà sobbarcarsi lunghi viaggi, e poter esprimere in una sala di registrazione tutto il suo talento, tutta la sua arte. Per me è un'occasione incredibile. Assolutamente, assolutamente. E sempre parlando di donazione di sangue, c'è anche un'altra iniziativa che si collega a questo progetto complessivo, che è Fratelli di Sangue. Ci vuol dire che cos'è? Verissimo, per chi ama la musica ma non è sicuramente un artista come me, come tanti altri, e che vuole dare comunque un aiuto, un contributo, può farlo aderendo all'altra parte del progetto, che è Fratelli di Sangue, per cui i giovani sotto i 27 anni che vanno a donare, interfacciandosi con le associazioni AVIS e FIDAS, possono ottenere dei biglietti per poter assistere ai principali concerti che si svolgeranno qui vicino, Carmen Consoli piuttosto che Elio e le Storie Tese, insomma un'occasione anche per avere una soddisfazione per un gesto importante. Quindi sia che si sappia cantare, sia che si sappia suonare, sia che si sia completamente stonati, però magari si ama comunque la musica, il sangue diventa anche un'occasione importante per dare sfogo alla propria creatività, al proprio amore per la musica. Quindi lei mi dice che non si deve parlare di vantaggi, però qua ce ne sono veramente tanti, anche per i giovani che hanno comunque il senso della donazione radicato e soprattutto consapevole, perché l'obiettivo del progetto è questo. È importante che quando una persona affronta la donazione del sangue lo faccia con la coscienza che sta facendo un gesto molto importante per gli altri, per se stesso, quindi deve farlo assumendosi una responsabilità e sapendo che deve essere una persona che assume dei corretti stili di vita e deve sapere che
il suo gesto aiuterà molte persone. Quindi la musica nel sangue assolutamente per una vita sana sotto ogni punto di vista. Esattamente. Bene, allora chiudiamo così la nostra conversazione. Io ringrazio Fabio Sgarabottolo per averci fatto compagnia, spero ci siano altre occasioni per parlare di Fidas, magari in maniera più specifica e puntuale, e ancora del valore della donazione del sangue, perché è vero che è importante per i giovani, però è bene che ci sia una consapevolezza generale a tutti i livelli, in tutte le fasce d'età. Esattamente, ben detto. Io la ringrazio tutti i telespettatori per la sensibilità che sapranno dimostrare nell'aderire alla donazione del sangue. Allora, grazie ancora a Fabio Sgarabottolo. Per quanto riguarda invece l'informazione, noi ci vediamo alle 16:30 con l'edizione flash del TG. A più tardi.